Buongiorno, benvenuti a tutti e benvenuta soprattutto la nostra ospite, professoressa Francesca Rolandi, che è dottore di ricerca in slavistica, non solo storica come prima formazione, ma quello che a noi piace soprattutto vederla come collega slavista. Ha studiato alle università di Milano, Torino, Venezia, ha fatto numerosissimi soggiorni di ricerca e di studio nelle città a noi care, Sarajevo, Belgrado, Ljubljana, Rijeka, ma poi anche a Praga, Graz e altrove, ha fatto parte di numerosi team di ricerca finanziati dall'Unione Europea. Ha pubblicato un libro con un titolo molto accattivante, con 24.000 baci si chiama, poi ci dirà qualcosa di più anche di questo libro che parla della presenza della cultura popolare italiana in Jugoslavia tra gli anni 50 e 60. È autrice di numerosi articoli scientifici, ma io direi anche, menzionerei anche il suo lavoro da giornalista, perché scrive analisi di attualità politiche, di questioni umanitarie per testate che sono a noi molto care e conosciute, come l'Osservatorio dei Balcani, che seguiamo attentamente tutti in questo gruppo, oppure anche Q-Code Magazine. Il diretto motivo del nostro incontro di oggi è il romanzo di Fabrio, il fatto che noi stiamo leggendo da già qualche settimana Wierzbanie Života, l'esercizio della vita. Stiamo cercando di capire questo romanzo, la storia che presenta e la storia di Fiume, appunto, di cui la professoressa Rolandi si è occupata a, a fondo veramente. E quindi, come dicevo, l'incontro sarà una conversazione, quindi sentitevi liberi di intervenire se volete con domande. Alzate la mano, io vedo, aprirò anche la chat, quindi sì, così la vedo. Se qualcuno vuole anche solo scrivere qualche domanda o intervento breve sulla chat. E quindi intanto saluto la professoressa Rolandi, mi scusi per questa introduzione lunga, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, dobar dan svima i hvala na pozivu. Baš mi je drago što sam danas s vama i što ćemo imati priliku da razgovaramo. Odlično, možemo na bilo kojem jeziku razgovarati. Naturalmente prevarrà l'italiano, ma naturalmente possiamo, se volete, fare anche passare al croato quando vi sentirete più a vostro agio, se volete parlate in croato. Io le farei soprattutto una prima domanda, perché ha fatto questa scelta di studiare proprio questa città? Perché Fiume? Perché Fiume è importante? Cosa ci può dire? E perché una studiosa e storica italiana decide di studiare la storia di Fiume? Allora, dunque innanzitutto grazie mille di questa domanda perché mi porta un po' anche me a riflettere su quello che è stato il mio percorso. Dunque il mio caso è stato un po' diverso da quello che succede forse nella maggior parte dei casi in cui la conoscenza dei nostri vicini, quindi dei paesi che si trovano a est dell'Italia, si parte da più vicino e poi si arriva un po' più lontano. Nel mio caso è successo il contrario. La mia conoscenza è nata casualmente nel 2006 per uno stage a Belgrado presso l'Istituto Italiano di Cultura e è continuata con un progetto a Sarajevo. Quindi diciamo quello è stato un po' il mio momento formativo, il momento in cui ho iniziato a conoscere questa parte del mondo, che poi è diventata anche un po' parte della mia vita, e a studiare la lingua. Durante il mio dottorato non mi sono occupata nello specifico del confine, mi sono più occupata dei rapporti tra i due paesi, quindi tra Italia e Jugoslavia, soprattutto negli anni 50 e 60.
In quegli anni avevo già frequentato Fiume un paio di volte, avevo avuto l'occasione di presentare il mio lavoro in facoltà. Avevo avuto questa percezione che le due prospettive erano differenti, quindi l'Italia per come veniva percepita in Jugoslavia, quindi soprattutto nelle maggiori città sulle quali mi ero concentrata, era un'Italia diversa da quella che si percepiva sul confine, sia per la complessità dei rapporti sul confine, sia perché in un certo senso l'Italia che si percepiva a Belgrado, ma anche a Zagabria, era molto spesso un'Italia immaginata, mentre quella sul confine era un'Italia vissuta, ed era un'Italia vissuta perché il confine si apre dalla metà degli anni 50, quindi mentre nel periodo, in questo lungo periodo che va dal 45 al 54, il confine è una zona di tensione, successivamente, gradualmente, il confine inizia ad aprirsi, inizia ad essere transitabile, quindi le persone che vivevano sul confine avevano un rapporto molto spesso quasi quotidiano con l'Italia. Il passo successivo è stato poi passare a occuparmi del confine. Negli anni successivi al mio dottorato, nel mio primo postdottorato che ho fatto un po' tra l'Istituto di Studi Storici di Napoli e poi continuato con una borsa di studio presso l'Università di Fiume. In quegli anni mi sono occupata della mobilità, ma anche delle fughe, quindi del fenomeno dei richiedenti asilo jugoslavi in Italia negli anni della Guerra Fredda, in particolare negli anni 50 e 60. E in quel contesto io sono appunto arrivata a Fiume in particolare perché avevo dei rapporti pregressi. E lì ho continuato la mia ricerca, anche se Fiume non è stato, diciamo, il focus principale di quella ricerca, però è stato sicuramente un momento di conoscenza della città che poi continuato nelle ricerche successive e in particolare dagli anni 2018-2019 in poi, in cui mi sono occupata Infatti ti sei occupata anche del periodo precedente, no? Del primo dopoguerra. Esatto, sì, nel 2018-2019 ho iniziato a lavorare nell'ambito di un progetto che si chiama Irene, un progetto della European Research Council con base a Lubiana, che studiava le transizioni post belliche da una prospettiva di genere nell'area alto-adriatica. Io mi sono occupata del caso di studio di Fiume. E quella è stata la prima volta che mi sono occupata nello specifico di una storia cittadina, quindi della storia di un centro urbano. E devo dire che per me è stato un po' conoscere la città con degli occhi diversi, nel senso che sebbene avessi trascorso circa 2 anni e mezzo a Fiume, credo di avere compreso alcune cose della città, anche alcuni elementi della sua conformazione urbana, elementi visuali che sono presenti o che sono assenti nella Fiume di oggi solo successivamente. Infatti devo dire onestamente che per me è stato quasi un'emozione andare così nello specifico nell'ambito di una storia urbana e vivere poi la quotidianità della città. Quindi conoscendola solo dalla prospettiva dell'archivio che si conosce veramente la città e poi soprattutto dalla prospettiva della storia delle donne. Ieri abbiamo celebrato a nostro modo l'8 marzo parlando dei personaggi femminili, delle caratterizzazioni nel romanzo. La tua ricerca della storia delle donne in quel periodo, di cui adesso si celebrano 100 anni, e cosa ti ha detto della città? Beh, innanzitutto io mi sono occupato, ho cercato di tenere insieme due prospettive che erano la prospettiva di Fiume e la prospettiva di Sushak. Magari poi torneremo su questo elemento. Comunque, se qualcuno di voi è stato a Fiume, avrà presente che esiste un fiume nel mezzo di quella che è la città di oggi, e che quel fiume rappresentava un confine
tra appunto queste due entità urbane, Fiume e Sushak. Nel periodo austro-ungarico questo confine era un confine amministrativo. Perché era un confine amministrativo? Perché Fiume era un corpus separatum, quindi era una sorta di entità semi-autonoma che dipendeva direttamente da Budapest. Qua siamo nel periodo della seconda metà dell'Ottocento, del XIX secolo, quando abbiamo l'impero asburgico diventa impero austro-ungarico, quindi abbiamo queste due corone all'interno della struttura imperiale, l'Austria e l'Ungheria. Fiume dipende direttamente dalla corona ungherese e grazie a questo suo status di semi-autonomia costruisce un rapporto privilegiato con Budapest perché ne rappresenta il principale porto e quindi va incontro a questo sviluppo molto turbolento nella seconda metà del XIX secolo. La città in un certo senso quasi esplode di industrie, esplode nel numero di abitanti, raddoppia nel giro di pochi anni, non ha solo uno sviluppo industriale ma anche uno sviluppo portuale. Il porto diventa il principale luogo di transito dalla metà ungherese dell'impero per raggiungere gli Stati Uniti e sappiamo che soprattutto quei decenni tra la fine del XIX secolo e gli anni che portano alla prima guerra mondiale videro degli enormi flussi transoceanici. Dall'altra parte Sushak si trova all'interno di un'altra realtà che è il regno di Croazia-Slavonia. Il regno di Croazia-Slavonia dipende anch'esso dalla corona ungherese, quindi questo confine appunto è un confine amministrativo e non un confine internazionale. E Sushak si sviluppa in un certo senso in un rapporto di dipendenza con la città di Fiume e si ingrandisce anch'esso in quegli anni. Abbiamo quello che possiamo dire una diversità, ecco, tra queste due città, anche per quanto riguarda la composizione nazionale, che dalla parte fiumana vede una prevalenza di parlanti di italofoni, mentre così non è dall'altra parte del canale, della Fiumara, dove abbiamo una prevalenza di croatofoni con comunque una situazione di diffuso bilinguismo e di comunicazione tra queste due città, comunicazione quotidiana. Dopo la prima guerra mondiale, durante questa lunga transizione che porta dal 1918 al 1924, quando abbiamo un confine internazionale, in questo periodo questi due centri urbani diventano epicentri di due movimenti nazionali, quindi da una parte il movimento pro-annessionista che diciamo per ora l'annessione all'Italia della città di Fiume, dall'altra parte il movimento pro-jugoslavista che rivendica l'annessione di Fiume e Sushak al regno dei serbi, croati e sloveni, che è uno stato giovane, si forma alla fine del 1918. Quindi all'interno di questo io mi sono occupata di quelli che sono stati i movimenti femminili nelle due città e sono partita dall'analizzare quelle che sono state le principali rivendicazioni che erano legate al contesto. A Fiume le donne ottengono il diritto di voto nel 1919, in un contesto, il diritto di voto universale, in un contesto, dobbiamo considerare però, in cui nella maggior parte degli stati post-asburgici le donne ottengono il diritto di voto, il che non vuol dire che la strada sia spianata, chiaramente, però se guardiamo ai vari paesi, guardiamo l'Ungheria, guardiamo la Polonia, guardiamo la Cecoslovacchia, vediamo che in questi nuovi stati il diritto di voto sembra a portata di mano e questo succede anche a Fiume. Ma succede anche, per esempio, in altri luoghi che il diritto di voto sembri a portata di mano, sembri assolutamente accessibile nei mesi che portano alla creazione di questi stati e così questa è la situazione in Jugoslavia, nel senso che nel 1919
abbiamo un diritto di voto limitato in Croazia e Slavonia. La Jugoslavia si forma, sappiamo, come un paese successore di due imperi e sotto la spinta di uno Stato che era il Regno di Serbia. Quindi il Regno di Serbia funziona da elemento propulsivo, un po' come fa il Piemonte rispetto all'unità italiana, e incorpora territori molto differenti. Ed è uno Stato che è una sorta di work in progress in questi primi anni del primo dopoguerra, ha una Costituzione solo nel 1921 e in questi anni abbiamo una frammentazione giuridico-amministrativa, quindi un impianto legislativo differente nelle diverse aree del paese, e in Croazia e Slavonia abbiamo un diritto di voto molto limitato per alcune donne in base a requisiti di censo, di istruzione, di status sociale, possiamo dire. Quindi quello che vediamo nell'immediato primo dopoguerra è sicuramente una grande partecipazione delle donne a quelli che sono i movimenti politici dell'epoca, e questo è testimoniato dalla stampa, dalla letteratura, ma anche dalle molte immagini. Quindi le donne partecipano al movimento filo-annessionista italiano, partecipano al movimento filo-jugoslavio, partecipano al movimento socialista, che è particolarmente forte in città, e parteciperanno anche a questo movimento autonomista, sul quale magari ci soffermeremo più tardi, che mirava alla creazione di una forte autonomia fino ad arrivare all'idea di uno Stato libero di Fiume. Quindi sicuramente vediamo nel 1919 le donne partecipare alle manifestazioni pubbliche. Quello che mi è sembrato di notare è che in un certo senso questa situazione un po' più svantaggiata delle donne a Sushak in termini di accesso alla sfera pubblica, e anche una tendenza forse un po' più misogina espressa dagli organi di stampa locale, libera più energie dal lato di Sushak, quindi dal lato croato-jugoslavo rispetto a quello italiano, nel senso che vediamo una forte presenza di movimenti femminili, in particolare un'associazione dal nome Jugoslavensko žensko demokratsko društvo, quindi Associazione Democratica Femminile Jugoslava, che in un certo senso porta avanti un discorso di doppia emancipazione, quindi emancipazione del giovane Stato jugoslavo che per la prima volta si trovava nella situazione di decidere delle sue sorti, e in questo nuovo Stato jugoslavo la potenzialità di un'emancipazione femminile che doveva avvenire attraverso anche il ruolo dell'istruzione. E non è casuale che soprattutto in questi primi anni troviamo molte insegnanti all'interno di questo movimento. Mi è sembrato di cogliere il fatto che la mancanza di questa importante rivendicazione dal lato italiano, quindi il fatto che il diritto di voto fosse già accessibile alle donne a Fiume, le abbia private di una delle questioni più importanti e con un significato emancipatorio più ampio. Le donne fiumane comunque appunto furono molto attive all'interno dei diversi movimenti e dei diversi schieramenti. Negli ultimi anni in Italia si è diffusa, si è scritto molto di Fiume per il centenario, e si è diffusa anche una visione emancipatrice dell'idea dell'annessione italiana, in particolare una visione emancipatrice di quella che è stata la vicenda di Gabriele D'Annunzio, che prende il controllo della città, richiamato dall'elite politica locale filo-italiana, e prende il controllo della città per un po' più di un anno, quindi all'incirca dal settembre 1919 al dicembre del 1920. Questa visione, che è anche una visione un po' pop ed è stata ha trovato anche molta risonanza negli organi di stampa,
appunto presenta l'impresa di Fiume come un episodio emancipatorio in cui vari elementi che andrebbero dalla rivoluzione di genere fino alle avanguardie avrebbero visto la luce durante questo periodo. Posso dire che è una visione molto, molto limitata, questa a mio parere, e che si basa in particolare sugli scritti di persone che ebbero un ruolo all'interno del comando nannunziano, ma che sicuramente non rappresentava, che erano vicini alle avanguardie, un po' al futurismo, ma che sicuramente non rappresentava la maggior parte di quella che fu l'esperienza vissuta dai fiumani. All'interno di questa narrazione viene dato molto spazio un po' da una parte a un'idea di una supposta libertà sessuale, quindi anche con un paragone con quello che è stato il 1968, e dall'altra parte ha degli elementi estetici, quindi l'idea che le donne abbiano abbracciato anche degli aspetti del militarismo, quindi il fatto che per esempio esistono delle foto di alcune donne, di una donna in particolare vestita da ardito, in divisa da ardito, oppure donne che portassero il pugnale. Rispetto a quella che è stata la mia ricerca, credo che ci sia stato molto poco dietro questo, quindi che si tratta sicuramente di elementi visuali interessanti, ma che abbiano poi avuto una scarsa incisività. Credo che sia stato invece molto più interessante il contributo di diverse donne, in particolare quelle che arrivarono dall'Italia, spinte dall'idea nazionalista. E questo è un altro elemento interessante, che all'interno dei movimenti femminili del primo dopoguerra il nazionalismo ha una parte abbastanza importante. Questo è anche il caso dell'Italia, in cui vediamo molte donne che erano state attive in quello che era stato il femminismo liberale abbracciare la causa nazionale. Abbracciare la causa nazionale in cui dalla fine della guerra in poi la rivendicazione di Fiume diventa un elemento centrale. Quindi abbiamo una serie di donne che arrivano dall'Italia, come per esempio Teresita Pasini, ma potrei fare anche molti altri esempi, e che si impegnano in una serie di azioni umanitarie e azioni educative, e in questo senso hanno diciamo, un'importanza anche rilevante per quella che è la storia cittadina. E questo ci fa capire anche come i confini e quelle che erano le percezioni dell'epoca sono probabilmente diverse da quelle che noi abbiamo oggi. Quindi per esempio anche l'idea che il fascismo non fosse, il fascismo arriverà dopo chiaramente, però il fascismo non fosse di per sé percepito come all'inizio come un nemico dell'emancipazione femminile, ma che esistesse una parte del nazionalismo italiano che poi verrà soffocata, ma che inizialmente non era così sfavorevole a un'ipotesi di partecipazione femminile. Per esempio Mussolini fino ai primi anni '20 si dichiara favorevole al voto femminile in ambito amministrativo. Quindi per concludere direi che secondo me quello che emergono delle diversità in questi due contesti. Quello che emerge di simile è come questa idea nazionale funga da elemento propulsivo nella partecipazione politica, e questa idea nazionale in un certo senso rappresenta però nel giro di pochi anni anche un freno a quella che è l'emancipazione politica, perché questi due centri urbani, Fiume e Sušac, vengono annessi nel 1923, Sušac al Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni, e Fiume nel 1924 al Regno d'Italia,
e si trovano in un contesto in cui gli elementi conservatori sono molto forti e marginalizzano qualsiasi possibilità di impegno femminile attivo e rivendicativo nella sfera politica. Quindi in un certo senso politicamente le donne vengono marginalizzate in entrambi i paesi, non avranno il diritto di voto fino al 1945 né in Italia né in Jugoslavia, il che non vuol dire che chiaramente non abbiano un ruolo, il ruolo femminile rimane comunque importante e pronunciato. E questo per esempio rispetto al contesto italiano mi rifaccio a Victoria De Grazia, ma anche per esempio agli studi di Ida Ogrecek rispetto al contesto croato e jugoslavo. L'attivismo e la partecipazione femminile continua in altre forme, quindi continua per esempio soprattutto in ambito filantropico e associazionistico. Sì, in effetti perché ugualmente anche dalla parte jugoslava le donne che sostenevano l'annessione al regno dei croati, serbi e sloveni, l'emancipazione era affiancata da un forte attivismo in senso nazionale, vero? Anche dalla loro parte, no? Sì, assolutamente, e insomma proprio su questo la professoressa Badurin ha scritto su questo interessante momento di transizione in cui vediamo quelli che erano stati i precedenti ideali emancipatori che andavano di pari passo con una visione di liberalizzazione della società, come anche nelle stesse protagoniste questi elementi si trasformino poi in senso nazionalista, in un nazionalismo che comunque patriarcale va di pari passo con elementi autoritari. Sì. Comunque hai menzionato il momento in cui tra 23 e 24 questo confine amministrativo diventa un confine di Stato e quindi le due parti di una città quasi diventano due città separate. Questo ha avuto importanza nei tuoi studi poi successivi, anche per i periodi successivi? Beh, sì, direi di sì. Io credo che il confine internazionale, allora forse questa può essere l'occasione per condividere un PowerPoint e condividere alcune foto, perché credo che alcuni elementi di questa di questo particolare ambiente che si crea tra Fiume e Sushak siano meglio illustrabili con delle fotografie rispetto che con le parole. Allora. Qua. Sì, vediamo. Ok. Perfetto, beh, innanzitutto qua ho inserito un'immagine che è secondo me un'immagine molto bella di donne che in questo momento non sono come in altre immagini dell'epoca che esistono intente all'interno di manifestazioni oppure in situazioni un po' ingessate, ma in questa foto insomma se la ridono, c'è un elemento di complicità, di quotidianità e anche di forte modernità, perché credo che poi quello che emerge dalle immagini dell'epoca è una modernità che forse non ci aspetteremmo per un periodo di oltre 100 anni fa. Dunque questo confine vediamo nella prima immagine che il confine sia quando è amministrativo sia quando è internazionale rappresenta un confine assolutamente trafficato, quindi le persone vivono a cavallo di questo corso d'acqua. Quindi questo sia nel periodo austro-ungarico in cui sono moltissime le persone che hanno affari da una parte o dall'altra, attraversano quotidianamente il ponte, sia successivamente. L'epilogo di quella che è l'avventura d'Annunziana nel dicembre del 1920 avviene con
insomma, la distruzione del ponte tra Fiume e Sushak, che sembra avere quasi anche un significato simbolico del bloccare questa comunicazione, ma il ponte viene ricostruito successivamente e diventa appunto un confine internazionale. Quindi se vedete questa foto sulla sinistra, vedete, è un po' piccolina, però vedete che ci sono dei cancelli e ci sono dei posti di guardia. Però se guardate l'immagine alla vostra destra, vedete che il confine, cioè, passa proprio attraverso un tessuto urbano, quindi ci sono poche centinaia di metri alla fine tra le ultime case sulla riva dal lato fiumano e le prime case dal lato di Suscia. E resterà così fino a quando? Allora, resterà così nel periodo interbellico, in cui comunque questa comunicazione continua, e anche questo per esempio mi ha stupito, nel senso che ancora negli anni 30 sui giornali di Sushak ci sono le pubblicità degli esercizi fiumani, quindi dei negozi fiumani, del cinema di Fiume, del teatro di Fiume. Quindi da Sushak si continua a percepire questa quotidianità, ma ci sono dei controlli alla frontiera. Al momento mi sto occupando di profughi e uno degli elementi più interessanti che mi è capitato di incontrare è il fatto che si creano delle comunità di profughi da una parte e dall'altra. In una situazione in cui quasi tutti gli abitanti possono passare la frontiera con un permesso, i profughi, quindi per profughi intendiamo coloro che si sentono di aver dovuto lasciare il proprio paese, quindi esuli politici, perseguitati o persone che non trovavano all'interno del proprio paese quello che cercavano. Quindi a Sushak abbiamo dei profughi, esuli politici, possiamo definirlo in vario modo, croati e sloveni che avevano lasciato le aree inglobate dall'Italia, ma anche degli italiani antifascisti, e allo stesso modo a Fiume abbiamo dei separatisti croati. E questi profughi, essendo persone che avevano problemi con le rispettive polizie, non avevano il permesso di passare il confine. Però si trovavano ad essere in un certo senso profughi potenzialmente a poche centinaia di metri o anche magari a meno di 1 chilometro, 2 chilometri da quelle che erano le loro abitazioni precedenti. Questa situazione dura fino al 1941 con l'invasione dell'Italia del Regno di Jugoslavia, che ne porta alla disgregazione e porta all'occupazione di Sushak, quindi questo confine viene eliminato nel 1941 e non esisterà in un certo senso più, se non come confine fino al 1947 con quella che è la zona B. Fino al 1947 Fiume è parte della zona B, quindi nell'impossibilità di addivenire a un tracciamento del confine vengono create queste due zone, una zona A che comprende una zona relativamente ampia in Italia, che ha il suo centro Trieste, ma si allarga fino a Monfalcone e Gorizia, che è sotto amministrazione anglo-americana, e una zona B che è sotto amministrazione militare jugoslava. Questo periodo finisce nel 1947 con la messa in atto del trattato di pace firmato a Parigi, che viene firmato nel febbraio, il 10 febbraio, ed entra in atto nel settembre, 10 febbraio 1947, diventa effettivo nel settembre del 1947. Quindi questo confine viene a cessare simbolicamente alla fine del 1947 con l'integrazione appunto già precedente di Fiume alla Jugoslavia e anche l'unione delle due città. Quindi già nel 1948 abbiamo una città unica composta di Fiume e Sushak, che però rappresenta un centro amministrativo unico che comunque mantiene una sua specificità identitaria negli anni, ecco, che direi un po' questo, forse la professoressa Badurin ha sicuramente
più di me può testimoniare, negli anni 90 abbiamo anche un rifiorire di quella che è un'identità sushakyaنا, Sì. con la creazione di una rivista che recupera questa identità. Mm. Ehm, Sì, però per fermarci appunto a quest'ultimo periodo che hai menzionato, il secondo dopoguerra, le importantissime date del 47 e poi ehm, l'inizio di quello che chiamiamo l'esodo da Fiume, che è il principale tema del romanzo di Fabrio. Anche questo è un argomento di cui ti sei occupata, però da una parte, da una prospettiva diversa. Noi abbiamo parlato anche ieri del personaggio di Mafalda che dalla sua finestra guarda gli ugliesi, questi intrusi che arrivano in città, e poi abbiamo visto chi sono tra i personaggi di Fabrio questi nuovi fiumani. Tu hai studiato proprio questa immigrazione in città e questa nuova popolazione della città dopo il 47 o dopo gli anni 50. Cosa hai capito e trovato, scoperto di questi cambi di popolazione? Sì, dunque questo è stato il tema del progetto al quale ho lavorato l'anno scorso, però era all'interno di un progetto più ampio, dal nome Rijeka in Flux. Tra l'altro un progetto canadese, supportato da quello che era il corrispondente del nostro CNR, che insomma, è interessante secondo me sottolineare il fatto che un ente canadese abbia riconosciuto l'importanza del caso studio di Fiume, quindi di questa piccola città collocata molto lontano, come caso studio chiave per studiare l'impatto dei cambiamenti di confine sul tessuto cittadino. Quindi questo era il tema del progetto Ombrello. All'interno di questo, appunto, io mi sono occupata di coloro che arrivarono a Fiume durante il periodo successivo, soprattutto al 1947. Ho cercato di guardare un po' in senso globale a questa mobilità a Fiume come al centro di diverse direttrici migratorie, quindi sicuramente quella che è l'esperienza dell'esodo, quindi della partenza di una parte consistente della popolazione locale, sia attraverso il meccanismo delle opzioni che era stato messo in atto all'interno come conseguenza del Trattato di Parigi, quindi i cittadini di entrambi i paesi potevano optare per la cittadinanza dell'altro paese. L'altro paese si riservava però il diritto di costringerli alla partenza, e questo accadde con la Jugoslavia, quindi chi optava per la cittadinanza italiana doveva partire, doveva raggiungere l'Italia. E questo flusso di per sé portò a una emorragia di abitanti nel periodo dal 1947 in poi, che però fu graduale, fu probabilmente per quello che si riesce a ricostruire, perché mancano, paradossalmente si parla molto di questi eventi, ma mancano ancora degli studi approfonditi. Però sicuramente quello che emerge dalle fonti archivistiche è un elemento di gradualità che è data un po' dagli eventi, nel senso che queste opzioni si aprono, la possibilità di optare per la cittadinanza italiana si apre in due periodi, quindi nel 1948 e poi successivamente nel 1951. Non tutte le domande vengono accettate, vengono presentati dei ricorsi, abbiamo anche delle fughe da parte di coloro che la cui domanda non era stata accettata. Perché la Jugoslavia in qualche caso ostacolava anche le richieste? Sì, ostacolava le richieste, e nella prima ondata di opzioni si trattava forse
un 30-40% rispetto a quelli che erano i numeri fiumani, e si arrogava il diritto di decidere sostanzialmente chi, da una parte, chi poteva considerarsi italiano in questo territorio fluido, quindi in alcuni casi erano coloro che avevano un cognome considerato di origine slava, o che per altri motivi non erano considerati italiani, oppure in alcuni casi era personale specializzato che serviva, quindi in questi casi si cercava di ostacolarne la partenza. Rispetto ai ricorsi, poi la maggior parte di coloro che presentarono ricorso ottennero lo svincolo dalla cittadinanza, però si trattò di un processo lungo, di un processo doloroso. E insomma, visto che appunto qua parliamo di letteratura, per esempio Marisa Madieri in Verde Acqua racconta, ecco, questo momento di transizione in cui il padre viene sottoposto a discriminazioni, viene licenziato, perdono l'appartamento, appunto per la sua decisione di optare per l'Italia. Invece rispetto al tema delle fughe, nel romanzo Viešbane Život abbiamo appunto l'elemento della fuga che poi si conclude tragicamente. Sì. Quindi da una parte abbiamo sicuramente questa emorragia che coinvolge l'elemento italiano, ma non solo l'elemento italiano, quindi abbiamo anche una parte della popolazione locale croata che parte e in molti casi la destinazione finale, in questo caso non è l'Italia, ma sono le destinazioni oltreoceano, quindi queste persone passano attraverso un processo differente, fanno richiesta di asilo in Italia e dall'Italia aspettano di essere ricollocate dalle organizzazioni internazionali, soprattutto in Australia, in parte minore in Canada, negli Stati Uniti. Quindi sicuramente abbiamo un grosso flusso in uscita. Però quello che è specifico della città di Fiume è il fatto che Fiume non appare mai una città abbandonata, come succede invece a molte città dell'Istria, di cui è emblematico quello della città di Pola che si svuota nel 1946. E non appare mai abbandonata perché fin subito, anche prima della sistemazione del confine, abbiamo un afflusso di persone da quello che invece a quel punto è la Federazione Jugoslava. Si tratta di flussi molto, molto diversi, di categorie diverse di persone, quindi ci sono dei flussi regionali che riprendono delle traiettorie storiche di migrazione e anche dei flussi che arrivano da più lontano, quindi da altre aree di quella che è la Federazione Jugoslava. Sono dei flussi sia di lavoratori non qualificati che inizialmente arrivano dalle zone circostanti, sia di quadri, quindi personale che sostituisca quello che sta partendo oppure si crei la necessità di personale differente. Per esempio non esistevano scuole a Fiume croate e quindi il personale degli insegnanti doveva arrivare dalla Jugoslavia. Sia quadri tecnici, quindi in alcuni casi abbiamo uno stimolo a far sì che questi quadri si trasferiscano a Fiume, per esempio c'era nelle industrie fiumane che sono impegnate nella ricostruzione perché Fiume è una città distrutta dalla guerra nel 1945, il suo porto è in macerie, molte delle sue industrie sono bombardate, quindi la ricostruzione richiede moltissimo personale non specializzato perché si fa tutto a mano, quindi queste gru che oggi sono diventate il simbolo di Fiume non c'erano e per cui serviva veramente molta forza lavoro per fare lavori molto faticosi, ma servivano anche dei quadri. Quindi ci sono degli incentivi a far arrivare questi quadri da diverse aree della Jugoslavia. Ci sono anche però degli incentivi a portare della forza lavoro che in alcuni casi sarà destinata poi a stabilirsi in città, in altri casi arriva all'interno di progetti temporanei, quindi per esempio all'interno delle brigate di lavoro,
vengono utilizzati personale dell'esercito per questi lavori, vengono anche utilizzati prigionieri di guerra, questo è abbastanza interessante, circa, in un periodo addirittura 1000 prigionieri tedeschi vengono utilizzati per la ricostruzione del porto di Fiume. Quindi in quel caso in una situazione praticamente di lavori forzati. Questi flussi continuano negli anni successivi e man mano allargano il loro spettro. Quindi se inizialmente la maggior parte dei lavoratori arriva dai territori circostanti, man mano ci si allarga soprattutto alla Dalmazia, da cui arriva molta gente, e questo viene anche citato nel libro di Fabrio, viene citato questo vaporetto che arriva dalla Dalmazia una volta alla settimana e porta questo carico di immigrati interni, che lui chiama proprio došljaci, quindi i nuovi arrivati, anche in senso dispregiativo, ecco, in un certo senso. E successivamente poi arrivano a Fiume lavoratori da quasi tutto il resto della Jugoslavia, quindi dalla Serbia, dalla Bosnia e Erzegovina, anche dal Kosovo, questo in particolare negli anni 60 e 70, quando inizia il boom delle costruzioni. Inizia il boom delle costruzioni, serve molta forza lavoro e le imprese stimolano l'arrivo di lavoratori dalle repubbliche, in particolare dalle repubbliche del sud della Jugoslavia. Hai forse qualche foto di queste costruzioni? Mi sembrava di aver visto. Sì, sì, sì. Come cresce come si modernizza il panorama. Ok, sì, le costruzioni iniziano, i primi progetti edilizi iniziano negli anni 50 e si allargano, queste foto sono degli anni 60 e 70. Sono dei progetti in un certo senso che cambiano sicuramente proprio il paesaggio della città, costruendo questi quartieri di grattacieli che permettono di consumare poco suolo e di creare molti appartamenti. Sono delle costruzioni che insomma adesso, anche col fatto che alcuni di questi complessi non sono curati, quindi insomma sono un po' in cattive condizioni, possono apparire un po' in un certo senso una forzatura di quello che è il paesaggio, di quello che era il paesaggio urbano precedente. Però dall'altra parte dobbiamo considerare il portato di queste costruzioni negli anni 50 e 60. C'era una fortissima idea di modernizzazione dello spazio cittadino, quindi questi appartamenti erano molto ambiti perché rappresentavano un grosso passo avanti rispetto a quello che erano le condizioni abitative precedenti, quindi con case del centro storico, che erano spesso case vecchie senza comfort, e case spesso con condizioni malsane, in cui per esempio nel secondo dopoguerra la tubercolosi era un grosso problema in tutto il centro storico, che poi era anche, insomma, stato bombardato, quindi era anche in parte distrutto. Questi appartamenti rappresentavano un passo avanti nel senso della modernità, ecco, Certo. di condizioni di vita salubri. Si è investito tanto in questa nuova costruzione che mi sembra, adesso non vorrei sbagliare, ma ancora oggi in centro città si vedono delle macerie dei bombardamenti della seconda guerra mondiale, cioè non è stato ricostruito bene il centro, ma sono stati creati questi nuovi quartieri moderni che sono oggi affascinanti anche come architettura, una nuova visuale. Sfruttata, se posso dire, a margine anche in una serie televisiva poi venduta a Netflix che si chiama Novine, che ha avuto molto successo e che poggia la sua qualità estetica, poggia proprio su queste prospettive fiumane, ha valorizzato l'industrializzazione
del panorama urbano proprio nel genere della serie televisiva, che sono riusciti a vendere anche a delle piattaforme importanti internazionalmente, quindi è diventata un po' universale come linguaggio della modernità. Ti vorrei ringraziare ancora una volta. Continueremo a pensare, io spero anche a coltivare scambi con Rijeka che abbiamo, con Erasmus, e quindi qui la nostra università ha un po' questa vocazione di università di frontiera che vuole coltivare i rapporti con le università vicine, e quindi questo si inserisce un po' nella nostra mission. Restiamo in contatto, se gli studenti avranno ancora qualche domanda mi permetto di chiederti se te la posso inoltrare o se ti possono scrivere loro su qualsiasi degli argomenti che hai toccato. Ti ringrazio ancora una volta tantissimo e vi saluto tutti. Beh, innanzitutto grazie mille a voi per avermi ospitata, ma anche per tutti questi stimoli che sono emersi, quindi è stato un momento di condivisione importante anche per me, e se ci sarà qualche domanda, riflessione o commento aggiuntivo sarò molto felice di rispondere.